la fine della legislatura, ma che è ormai vecchio oltre che costoso. È quanto dice il Partito Democratico, che proporrà emendamenti per renderlo accettabile. Arriva in ritardo, ritardissimo, il piano d'area Baldogarda. La Regione ci lavora da almeno 10 anni con un costo tra incarichi esterni e lavoro della stessa struttura di almeno 500.000 euro. E in questi anni i singoli comuni, oggi erano presenti la Zisa, Peschiera, San Zeno di Montagna, Brenzone, Caprino, Castelnuovo, hanno avuto sensibilità e velocità diverse nel redigere i piani urbanistici, tanto che oggi il piano d'area risulta vecchio, inutile e una fotocopia degli stessi piani urbanistici, con in più dei rischi che ricorda il vicepresidente del Consiglio, il PD, Franco Bonfante. Per esempio c'è un porto ad Assise che l'amministrazione comunale di Assise non vuole, che è abbastanza distruttivo, c'è un campo da golf in un periodo economico in cui i campi di golf a San Zeno di Montagna, in cui i campi di golf non reggono neanche quelli che già ci sono, e soprattutto a San Zeno di Montagna dove si fa fatica a prendere l'acqua, a pompare l'acqua, e dove un campo da golf consuma acqua per 8.000 persone al giorno. E quindi sono scelte sicuramente da rifiutare. Almeno su questi punti il Partito Democratico presenterà degli emendamenti che Bonfante si augura vengano approvati per rendere il piano, che dovrebbe essere approvato entro la fine della legislatura, più accettabile. E ora andiamo a Bovolone, che primeggia nella classifica dei comuni